Abbiamo il cambiamento climatico, di temi ne abbiamo moltissimi, no? È un discorso, ne abbiamo parlato prima con Francesco Vincenzi, abbiamo la siccità, le alluvioni, la grandine, i fenomeni siccitosi, sicuramente le calamità, no? Gli agricoltori si trovano un po' spaesati, nel senso che abbiamo difficoltà poi, no? Nel garantire il reddito agricolo. E questo è un problema, so che ne avete parlato come associazione di categoria anche con il Ministro. Fare reddito in agricoltura oggi è sempre più difficile, nel senso che poi garantire il reddito, per chi non è da queste parti, ma è successo anche in altre parti d'Italia, la grandine ha fatto dei danni che non si erano mai visti, si sono rotte le macchine, quella è una cosa normale, ma si sono rotte anche le macchine che erano sotto le tettoie, quindi come affrontare situazioni di questo tipo? So che le assicurazioni qualche problema ce l'hanno anche nel riassicurare per il prossimo anno. E ho visto che dal punto di vista, diciamo così, governativo c'è un invito all'assicurare, però c'è anche sempre meno soldi a disposizione, c'è stato un invito anche in questo senso nei confronti del governo. Sicuramente bisognerà fare qualcosa. Cosa ne pensate su questo argomento? E poi qui siamo nel territorio delle colline del Prosecco, questo è un territorio dove si mangia bene, in tutta Italia si mangia bene, ma qui si mangia veramente bene, no? La dieta mediterranea, l'Italia, mi sembra che siamo il secondo paese al mondo per longevità, no? E qui introduciamo un altro bellissimo tema, mi sembra che il primo paese sia la Svizzera, dove si vive più a lungo. Secondo è l'Italia, non so se è il merito della sanità, ma qualcuno mi dice di no perché stiamo peggiorando come sanità, però si mangia bene, quindi viviamo a lungo. Quindi questa dieta mediterranea è grazie al lavoro dei nostri agricoltori, alle tradizioni che ci ha permesso di far sì che la dieta mediterranea solo in Italia, ma sia stata copiata anche nel resto del mondo, quindi la difesa della dieta mediterranea nel mondo. Tony Blair l'aveva adottata in Inghilterra alcuni anni fa per il problema dell'obesità dei bambini inglesi, quindi molto apprezzata nel mondo, però sta cambiando tutto e arriviamo all'argomento di questi giorni, la carne sintetica, no? Dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Questo è un altro grande tema, no? Lì tra poco mi dicono, ho visto un messaggio prima che mi dice che lo spiedo è quasi pronto, no? Però quello spiedo che dobbiamo continuare a difendere. Prima il mio amico Paolo, che è il capo spiedo, mi diceva, stavamo parlando, gli ho detto come va, il futuro sarà come oggi o sarà migliore? E quindi cosa faremo? Io inizierei da Ludovico Giustiniani, cosa ne pensano? Inizio da te perché sei da queste parti, qualsiasi altra cosa potrebbe essere stata sbagliata. Come la pensi tu? Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito e ringrazio l'amico Giampaolo. I temi che hai messo sul piatto sono temi attualissimi. Se penso al cambiamento climatico e penso a questo territorio, mi viene in mente chiaramente il Prosecco, mi viene in mente il vino e il dato, tanto per darvi un dato, nel 2022 l'Italia ha prodotto circa 49 milioni di ettolitri di vino, vendemmia 2023 ne produrrà circa 39.040 milioni, vuol dire 39-40 milioni, vuol dire circa un 20% in meno. E questo molto dovuto alla peronospora. La peronospora è una malattia fungina che quest'anno ha falcidiato, noi magari qua al nord siamo un po' più abituati, ma il centro-sud Italia l'ha completamente falcidiato, perché quando si parla di cambiamenti climatici vengono in mente, come ha detto giustamente Giampaolo, le grandinate, le trombe d'aria, la siccità, la mancanza d'acqua, ma tutto questo porta anche a malattie, porta a insetti che arrivano, che non siamo abituati a combattere. Prima si è parlato di antiparassitari, io vengo... si è parlato di fitofarmaci, io sono ancora abituato da agronomo a parlare di antiparassitari, quindi abbiamo chiamato i fitofarmaci, già il fitofarmaco, agrofarmaco, farmaco e qualcosa, adesso li chiamiamo anche pesticidi. Questo per dire che c'è una cultura anche che verso quelle che sono la difesa delle nostre coltivazioni
porta a vedere questi prodotti sempre con una certa grande diffidenza e, giusto o sbagliato che sia, questo porta anche a avere minori armi per poterci difendere, per cui i cambiamenti climatici portano anche a questo, portano a nuove malattie o malattie che ci sono ma abbiamo meno armi per difenderci. Prima abbiamo parlato della flavescenza, la flavescenza è qualcosa che sta flagellando il nostro territorio e abbiamo difficoltà a poterla controllare. Ci verrà in aiuto qualcosa? Abbiamo accolto con favore che a luglio, il 5 luglio, a livello comunitario c'è stata una proposta di modifica al regolamento comunitario per quelle che sono le TEA, che sono le tecniche di evoluzione assistita, per cui quelle nuove tecniche genomiche che possono permettere anche di avere nuove cultivar che possono poi adattarsi meglio a quelli che sono anche i cambiamenti climatici. Hai toccato un altro tema importante, quello che è il cibo sintetico. Tu l'hai chiamato carne, io lo chiamo cibo sintetico, perché chiamare carne, latte, quello che viene da una coltivazione e una moltiplicazione cellulare mi è un po' difficile. C'è stato uno stop a livello, proprio poco tempo fa, a livello nazionale, per cui abbiamo votato contrario, e assolutamente sono favorevole a questa cosa, che in un momento in cui ci sono due aspetti: uno, che bisogna garantire quello che è la sicurezza alimentare, e la seconda cosa, bisogna garantire quella che è una tradizione agroalimentare italiana. Prima hai nominato quello che è la dieta mediterranea, e non dimentichiamoci che mi pare che le nostre produzioni valgono circa 56 miliardi, 17 miliardi viene dal settore zootecnico, per cui è sicuramente da difendere. E sicuramente però io personalmente dico che non guardo con un po' di sospetto, però non sono contrario al fatto che ci può essere una ricerca se questa può portare dei benefici. Pensiamo che nel 2050 saremo 10 miliardi di persone al mondo, avremo bisogno di circa il 28% più di cibo, però ci sono sicuramente su questa tipologia di prodotto, io vedo due problematiche: una problematica etica, per cui produrre in laboratorio non è un ciclo naturale, e poi una problematica che questi cibi vengono poi a essere brevettati, per cui vuol dire essere monopolio di qualcuno, monopolio di alcune multinazionali, e questo vuol dire che potrebbe esserci non l'accesso al cibo per tutti, per cui non un cibo democratico, perché comunque le multinazionali hanno un obiettivo che è diverso, che è quello comunque di fare utili. Grazie Giampaolo. Grazie a te.